Il Movimento 5 Stelle ha votato sì al voto online sul caso di Ciotti, negando l'autorizzazione a procedere chiesta dal Tribunale dei Ministri nei confronti del ministro Matteo Salvini. Ha vinto il sì, nel senso che il reato è avvenuto per la tutela di un interesse dello Stato e quindi deve essere negata l'autorizzazione a procedere. Ed infatti hanno votato in 52.417 e di questi circa 30.000 hanno votato sì all'immunità di Salvini, mentre rimanenti, 21.000, hanno votato no, nel senso che il reato non è avvenuto per la tutela di un interesse dello Stato e quindi deve essere approvata l'autorizzazione a procedere contro il ministro Salvini. Sul blog dei 5 Stelle ed a conclusione della votazione sulla piattaforma Rousseau, la maggioranza grillina ha deciso che deve essere negata l'autorizzazione a procedere. In un post su Facebook, il vice premier Luigi Di Maio commenta: «Far votare i cittadini fa parte del nostro DNA, lo abbiamo sempre fatto come è accaduto per il contratto di governo. L'altissimo numero di votanti dimostra anche questa volta che Rousseau funziona e si conferma il nostro strumento di partecipazione diretta. Con questo risultato i nostri iscritti hanno valutato che c'era un interesse pubblico e che era necessario ricordare all'Europa che c'è un principio di solidarietà da rispettare. Sono orgoglioso, dice ancora Di Maio, di far parte dell'unica forza politica che interpella i propri iscritti chiamandoli ad esprimersi. Li ringrazio per la fiducia, ma non sono qui a stappare spumante o sarei depresso se avessero votato al contrario, ha detto Matteo Salvini. Sarei stato disponibile ad affrontare anche qualsiasi altro voto, non ho problemi. Se uno ha la coscienza a posto come ce l'ho io, non vive con l'ansia. Per me il governo non era e non è in discussione, il processo, il voto in Abruzzo, il voto in Sardegna, i sondaggi, il governo va avanti, ha detto ancora Salvini. Manderò un sms a Luigi Di Maio, lo ringrazio per la correttezza, l'avrei ringraziato anche se il voto fosse stato diverso perché lui si era espresso in maniera chiara. In democrazia il popolo è sovrano, i 5 Stelle sono stati sempre duri, ma per altri tipi di reati. Di solito i parlamentari venivano processati per truffa, corruzione. Questo era un atto politico per il bene degli italiani, ne ero convinto io ed anche la maggioranza dei loro elettori.